Scatman's World. Si dice che nella Formula 1 anche un secondo sia un'eternità. Provate a immaginare cosa significhi passare 4 mesi d'inverno senza gareggiare. Siamo di nuovo a Melbourne, che ospita il Gran Premio d'Australia dal 1996. Oggi si gareggia nello stato di Victoria, dove i piloti hanno 16 curve e 5.303 metri a disposizione per raggiungere una velocità media sul giro di 190 km/h. La vicinanza delle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci ricorda che la safety car non è un'eventualità assolutamente da escludere. Oggi e nel corso del campionato, accanto a me a commentare la gara ci sarà il solo e unico Luca Filippi. Siamo al primo Gran Premio del campionato ed è la prima volta che vediamo queste vetture in azione. Luca, secondo te quali sono i dubbi principali? Prima di tutto vorrei ringraziare Carlo Vanzini per la lusinghiera presentazione. Per me è un onore essere qui e non vedo l'ora di scoprire che cosa hanno in serbo per noi quest'anno le varie scuderie. Per rispondere alla tua domanda, credo che oltre alle prestazioni il vero punto interrogativo sia l'affidabilità. È il primo Gran Premio del campionato e tutti i nuovi componenti vengono spinti al limite. Le auto di Formula 1 sono estremamente sofisticate ma altrettanto sensibili, quindi oggi l'obiettivo principale sarà arrivare alla fine della gara mantenendo la vettura in buone condizioni e tenendosi lontano dai guai. La posizione di partenza è migliore di quanto ci aspettassimo. Tienitela stretta per tutta la gara. Bella raga, tutti il comandante veneziano. Ma che cazzo dice se sono ultimo? Aspetta. Starting grid: Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Sebastian Vettel. Ci siamo ragazzi, ho messo la traiettoria, per la nostra traiettoria sono più tranquillo. Chiaramente lo so a memoria il circuito, però preferisco così. Vediamo di migliorare un po' le qualifiche negative, penso. Rosberg 11esimo, che schifo. Carlos Sainz e Marcus Ericsson, Nasr e 15esimo. Rio Arianto e Pascal Wehrlein completa la griglia. Sì, con 3 secondi. Sono quasi completati. Scendiamo in pista. Ma c'è state delle penalità allora? Oddio raga. Don not capit. Don not capit. Molto bene. Ok, strategia, usiamo questa. Ok, iniziamo con il warm up lap. Siamo 15esimi, pazzesco. Che sorpresa. Ok. Perché mi dà attenzione? È tutto a posto. Dobbiamo restare in formazione e portare l'auto alla temperatura giusta. Ok. Scalda le gomme e i freni. Vogliamo che siano belli caldi entro la fine del giro. Vediamo un po' la traiettoria perché è meglio così. Allora ragazzi, dato questa sorpresa, siamo 15esimi e non 22esimi. It's incredible, boh, vai. Quindi ci sono anche le penalità allora, nelle qualifiche. Tutti sti qua, per tutte queste penalità. Allora, il problema principale è il joystick. Cioè io con sto analogico della Play rispetto a quello per PC ho una sensibilità di merda, devo proprio abituarmi. Vabbè, ci abitueremo piano piano. Dopo, altro problema. So chi c'è, sì ragazzi, veramente l'ho sempre detto, su PlayStation 2 su Formula 1 era un fenomeno. Ok. Il problema è che avendo giocato poco negli ultimi anni o comunque sempre le carriere che ho fatto con voi e basta, perdi la mano, ma nel 2016 io non ho giocato al 15 praticamente, rispetto al 14 è tutto un altro gioco raga. Quindi ci vorrà un po' di pazienza. Chiedo un po' di pazienza. E tutto qua. Perché di solito partivo con professionista io, Vai. Una bella frenatona. Ok. Direi che ci siamo. Siamo pronti a partire raga, Gran Premio.
Gran Premio di Australia, prima tappa del mondiale. Una sorpresa in qualifiche che non avevo capito. Ok. Ragazzi, ci siamo. Vediamo la partenza manuale. Grande culo. Ero terrorizzato dalla partenza manuale, è andata. E adesso spettiamo il culo a tutti. Guarda che roba! Incredibile. Subito incidente, non è successo niente, non nessun ritiro. Devo approfittare, già la... No, devo approfittarne, cazzo, che culo. Bagarotto devastante. Guarda che esterno. Guarda che esterno. E subito lotta pure. Niente di culo che non ho beccato anche sottoscritto, fioi. Sesto posto e godo. Staccatona pesante interna. Sì, qua ho esagerato. Va bene, licenza poetica, le ho ridato la posizione. Bellissimo, bellissimo. Simple world class. Ciao Bottas. Bottas di culo superato. L'incidente non ha portato a ritiri, però neanche a virtual safety car. Peccato. Primo giro completato su 2 giri in miscela elevata, 1.38 e 135 per il porco di Gigi Hamilton. Guarda ancora i detriti, però che sport, tira fuori qualcosa, voglio vedere tutto. Buono. Stiamo andando bene, adesso però è chiaro che c'è Verstappen davanti, cioè, non lo prendi neanche per sbaglio, anche se stiamo girando bene. Verstappen è l'infame prodigio della Formula 1, ma veneziano vuole superare anche 10 stagioni ci aspettano insieme. Sto già godendo come un porco di carbone. Io spero che si possa cambiare la difficoltà e soprattutto la distanza gara durante la carriera, se no so cazzo. No, perché sbagliare così questo? Vabbè. Con la miscela elevata giro bene, per i miei standard. Io non posso guardare gli altri che giocano a difficoltà definitiva e vincono, cioè ogni carriera ha le sue particolarità, la mia che è pazza. Infatti il primo giro che sboro incidente ha coinvolto un sacco di vetture, purtroppo nessun ritiro, però credo che però su console la grafica bella, però il tethering ogni tanto, come si dice là, non ricordo mai. Miscela standard. 1.31 e 9 ho fatto, ragazzi, Ho girato solo 8 decimi più lento delle Mercedes. Quanto lo nerderemo sto gioco, ragazzi. Fa già paura pensare. Bandiera blu. Perché ci segnala la bandiera blu? Attenzione, c'è una Sauber lentissima. Non dovrebbe piovere. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Attenzione, una Sauber gira veramente lenta. Non so perché che sposo, cioè, già doppiata mi sembra un po' impossibile. E mi fai passare? Grazie. E quanto ho guadagnato su Verstappen, ragazzi? Sta girando, adesso però una sorpresa, ve lo giuro. Non me l'aspettavo proprio. Già la qualifica sboro 15esimo da 22esimo. Ok. Via. Che sorpresa. Il cume a caccia, signore.
Stiamo girando. No, per adesso non ho voglia di rischiare, vecchio. C'è un Verstappen, un bel ritmo, però ci può gara Red Bull. Anche arrivare decimo mi va bene. Interessa che se perdo 5 posizioni almeno un punto, però lo voglio. Mi sono fatto ingolosire ormai dalla possibilità di fare punti. Voglio muovere già la classifica. Piacerebbe vincere il mondiale con 3 scuderie diverse, fare gli ultimi 3 anni e magari vincere con la Ferrari. Sì, sogni, perché sono sogni, però se giriamo così con una Mercedes, che se fosse una Mercedes adesso non sarebbe certo quinto, L'unico che dovrei aumentare il livello di difficoltà, non voglio fare il figo perché non lo faccio, perché la leggenda penso che prendo 600 secondi da tutti. Però stiamo girando male adesso, Ok, buon per lui. L'unica roba che voglio qualche incidente qualcosa, perché che dopo magari nella beta 1000 incidenti, nella versione finale ne hanno levati tutti, mi incazzo. 1.39 per Kimi Raikkonen, signori, mamma mia che giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 32,0 secondi. Buono. Diciamo che Palmer, poverino, è andato. Qualcuno è uscito di pista davanti a te, stanno sventolando la bandiera. Attenzione! Attenzione! Il motore si rompe! No, non ci credo, Fiori. Motore rotto per Verstappen! No, Fiori, basta. Mamma mia che gioco. Che culo, ma quello davanti a me sono quarto. C'è Rosberg, vabbè. Lo lascio sorpassare piuttosto. Relax. No, sono nervoso, che bello, finalmente vedi i motori morire così. Vai, passa se vuoi, passa. No, ho troppo paura di fare un incidente anch'io, cazzo, adesso. Non si può rompere il motore, adesso l'ufficialità ce l'ho anch'io, davanti a me, finalmente, cazzo. Prossimo giro vado anche ai box. La finestra si apre quando? Open the windows. Ok. Ora puoi rientrare ai box. Alcune informazioni su Raikkonen. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Cazzo, Raikkonen ha un problema. Ovvio, no. No, oddio. Oh my god. Che succede, fioi? Mamma mia che gara. Si parte subito col botto. Ecco perché non importa che se non sono un pro, perché il cubo è sempre ste robe. %. Ok, che si va a destra, non voglio rischiare. No, l'errore adesso. Il Pume ai box, guadagni una posizione. Box, box, box. Ok. Mi sto cagando addosso. Dai. Vediamo l'uscita. Fai attenzione alle gomme
Porca puttana, quinti, strategia sublime. Tutto sublime, ci sta andando tutto a culo, veramente. Che strategie, tutte queste strategie diverse, sto capendo un cazzo, Rosberg, la cosa era decima, aveva le gialle. Sì. Rosberg mi ha preso la posizione, però, perché ero quarto io, chiaramente, con il ritiro di Verstappen. Ok, dai. Ha messo delle super soft nuove, non lo prenderò mai, chiaramente, vabbè, ma non me ne frega, c'è nel senso. Spero ho vinto il posto, metto 10 film e più. Bottas ha superato Gutierrez dietro, perché vedo Bottas. Buono comunque, buono. Sensational. Ok. Vediamo il distacco da Bottas. Siamo 14 da Gutierrez. Vediamo quanto ho perso. No, perfetto, sono rimasto uguale. 1.31,7. E che stiamo girando. Dai che il Come non si è rincoglionito proprio, no, perché dopo le qualifiche ho detto che sport, cioè. Ottima gara. Per Rosberg 5 secondi, adesso da 2. Mercedes sono super soft, già non la prendo se tipo io ho super soft e lui dura. Cazzo. Ecco, non posso più fare un... Adesso attento come. Alla prossima penalità. Alla prossima penalità, vecchio, non puoi sbagliare più. Un attimo spaventato sta roba, Dio Cristo. Buono. 1.29, 155 per Nicolino. 2 secondi dai big, dai. Ok, distacco dal pilota in testa, 20,8 secondi. La difficoltà giusta questa per adesso, sicuramente, con questa macchina. Un ritiro comunque, un ritiro pesantissimo, cazzo, perché è davanti a noi. Va bene, porco. Ok, mancano 3 giri, dai. Non voglio dire niente. Brutta sbavatura qua, devo stare attento. Perché si è ritirato qualcuno? No? Guarda quanti cambi di... Madonna, ma è pazzesco. Tantissimi. E poi finalmente non vince solo Hamilton. Cioè, che sport. Cioè, si era fatta la Codemaster. Dopo 106 anni ha tirato fuori un bel gioco. Bravo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok. Sto girando anche lentino, chiaramente, perché voglio rischiare minimamente. Spero di avere anche, se scegliamo quinti, mi arrivano gettoni anche, spero.
Vorrei, se dopo il motore vorrei sistemare un po' il telaio. Bisogno di più stabilità. Vettel al primo posto. Ok. Pecco Gamer, scusami ma siamo in un momento brutto, Pecco. Attento, non devo tagliare assolutamente, fiori. Ok, il carburante c'è. Bottas si sta recuperando tanto per adesso, Miscela magra, non mi fido, fiori. Miscelotto magro. Bisogna andare pianino e portare a casa la macchina. Che tensione, signore. Chill ups, Remaning in inglese puro. Ormai giro sull'1.33. Il mio personal 1.31 e 700. No. Ok, preso. Ok, il distacco da quella dietro è 8,7 secondi. Ok, ho preso 3 decimi in questo nel giro precedente. Un po' riguadagnato, bene, con miscela magra, perfetto. 9 secondi di nuovo. Vettel comincia la prima gara più grande Ferrari, ci sarà anche l'Albodoro e tutto quanto, quindi vediamo chi siglerà il primo nome nei 10 anni. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. No, non mi interessa. Ok, 79%, vieni. Devo solo gestire, fioi. Questo è un risultato storico, cazzo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. Lo so, vecchio, ma la gara è praticamente finita. Final lap, signori, final lap. Ultimo giro. Quindi il distacco dal tuo compagno è 44,3 Che sborgo massacra a Palmer. Ciao Palmer. La domenica delle Palmer. Pochi chilometri separano questo giovane pilota esordiente. Come da veneziano. Un veneziano doc non ha neanche la patente, un gondolaro mitico. Da un quinto posto a dir poco strepitoso. è 22,3 secondi. Beh, Rosberg mi ha massacrato dopo, attenzione. Però ho tenuto Bottas perfetto. Non ho perso un cazzo da Bottas. Questo debutto mi fa ben spendere. Dopo la qualifica che ero veramente depresso, ve lo giuro. Adesso, signori, si va a comandare. Vince Hamilton alla fine super affetta, incredibile. Vince Gigione. Vince Gigi Hamilton. Prima vittoria per l'inglese. Campione del mondo in carica. Ultime due curve. Attenzione, il veneziano porta a casa un quinto posto che non ha senso, ma lo porta a casa. Grandissimo curve. Grandissimi. Yes sir. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. E silenzio, signori, anche il cume esiste. Toto Wolff festeggia. Frecce d'argento conquistano un'altra vittoria fantastica. Luca, Complimenti a Gigi. cosa ha fatto la differenza? Credo che sia stata la strategia a fare la differenza. Comincia bene Gigi Hamilton. O Chiaramente Hamilton. Camuretto non fa O Lewis. dare ogni No, Gigi Pucci, mi manca Puccio. Gigi Puccio. dimostra ancora una volta che la Formula 1 Massa nono, ciao Pippo. e dobbiamo anche riconoscere il Ciao merito. Pippo, contento Massa? Una vettura perfettamente bilanciata non serve a nulla se non c'è
Sì. Ed ecco i piloti che salgono La cerimonia del podio. Eccoli qua, guarda che grafica qua, bello. come sempre, ed è una vittoria Sì, doppia Ferrari davvero comunque, meritata. complimenti. La Mercedes Grande oggi Mercedes. si porta a casa la vittoria. E adesso, tra pochissimo, oh, champagne! E finisce qui, Gran Premio di Melbourne 2016. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale Mamma piloti. mia, Lewis 1:31,7 Hamilton conquista così la va. vetta della classifica piloti forte di un risultato straordinario. Vorrei farti una Sì. domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Non è facile, ma scelgo il pilota della Renault. Ha dimostrato Grazie. delicatezza vicino alle altre vetture, Direttore gara. e pazienza nelle situazioni Eccoci difficili. qua. E ora vediamo la classifica costruttori. La Mercedes passa in testa alla classifica. Questa Madonna, stagione che casino, promette collisione molti con colpi Massa, di scena. collisione con Rimanete questo. con noi anche alla prossima gara per non Ok. perdervi un secondo di questa Classifica sfida quinto posto, appassionante. perfetto, chiaramente. E tutto alla grande. Buono, raga, andiamo a vedere qua il menù. Sì, il menù, no, non dobbiamo mangiare, ragazzi. Vediamo qua cosa mi dice Emma. Bene, giro pulito. 93%, bene. Qua massacriamo Joylon. Ciao. 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 Ciao, lo stiamo massacrando. No, estrazione. Estrazioni del lotto. Beh, qua dovrei recuperare un po', perfetto. Ottimo. Ottimo. Perfetto. Punteggio carriera, ottimo. Buono, raga. Prossima tappa. Allora, hai finito? No, ancora no. Ok. Aggiorniamo il prossimo weekend. No, ho sbagliato, ragazzi. Vabbè, entro già in pista. Raga, un saluto dal commentatore veneziano. Un quinto posto devastante. Ciao!